12 migranti positivi e 6 incerti, tutti a bordo della nave Quarantena. Porto Empedocle, consiglio comunale straordinario. Nuovo caso a Cattolica Eraclea, l'indice di contagio in Sicilia al momento è tra i più alti. Il ministro Speranza presenta nuove linee guida. Vertice in prefettura a Ferragosto, assembramenti assolutamente non tollerati. A San Leone caccia a chi è alla guida dopo aver bevuto. Rifiuti e tangenti, 2 arresti. Per lato di Agrigento arriva un commissario inviato dalla regione. Arsa approva riforma urbanistica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 12 positivi al Covid-19 e 6 casi incerta. Sono arrivati gli esiti dei tamponi rinofaringei ai quali sono stati sottoposti 350 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa e poi imbarcati sulla nave Quarantena Azzurra. I migranti sono stati tutti collocati in un'apposita area che è isolata l'Azzurra e intanto in viaggio verso Lampedusa dopo aver fatto rifornimento di carburanti e viveri al porto di Augusta, dove dovrà imbarcare altri 350 ospiti della struttura d'accoglienza. Ed oggi a Porto Empedocle il presidente del Consiglio Comunale Mariluca ci ha convocato un Consiglio Comunale straordinario dopo gli ultimi risvolti riferiti all'emergenza migranti nella città portuale. Questo perché la situazione dei migranti sta creando ormai seri problemi di ordine pubblico aggravati dalla pandemia ancora in corso. Arturo Cantella. Siamo con il Presidente del Consiglio di Porto Empedocle, Mariluca. Oggi un Consiglio straordinario aperto sulle tematiche importanti come immigrazione, cui Porto Empedocle è stata al centro, in particolare con l'arrivo delle navi da Lampedusa. Sì, assolutamente. Io voglio ringraziare soprattutto la deputazione regionale qui presente. Molti purtroppo non sono venuti, pur capendo il grande disagio e il grande pericolo che stiamo vivendo in questi giorni. Abbiamo voluto invitare anche i sindaci della nostra costa, perché non è una tematica, è un problema che riguarda solo Porto Empedocle o Lampedusa, riguarda un po' tutti. Dobbiamo essere tutti insieme, tutti uniti e avere un grido d'allarme al nostro governo e anche all'Europa, che deve venirci incontro e devono darci una grande mano, in particolare un sostegno economico per la nostra comunità. Consiglio Comunale straordinario, oggi su temi dell'immigrazione si chiedono da parte dei consiglieri dei ristorni anche economici. Sì, certamente. Noi abbiamo avuto di recente la visita del viceministro Vito Crimi, capo del Movimento 5 Stelle, e già avevamo con lui discusso di tutti questi aspetti, perché evidentemente le comunità maggiormente colpite dal fenomeno migratorio sicuramente saranno attenzionate anche da questo punto di vista. È innegabile che noi come città siamo state quelle forse che abbiamo subito il maggior danno sinora di 4 mesi di ininterrotti sbarchi e anche sistemazione. Di recente abbiamo visto tutti le cronache dei giornali, quello che è successo. Certamente ci legittimano a chiedere il ristoro del sacrificio sopportato da questa città che, devo dire, ha risposto finora con anche moderazione rispetto agli input che potevano generare disordini sociali. Invece gli empedoclini sono stati disciplinati nonostante la gravità di quanto è successo finora. Ma il problema è guardare al futuro, cioè oltre a quello che magari potremo richiedere allo Stato come giusto indennizzo rispetto a quello che è stata il nostro coinvolgimento nella vicenda come città, e penso ci sia anche una disponibilità in questo senso. Il problema è che cosa succederà d'ora in poi, perché noi sindaci sin da marzo, quando avvenne il primo sbarco dei 128 allocati qua all'Hotel Tiziana, anche come sindaci dell'Agrigentino abbiamo avanzato delle proposte, delle richieste soprattutto al governo nazionale, perché dipende dal Ministero degli Interni la scelta, e dal Dipartimento Immigrazione, in particolare
da soggetto attuatore prefetto di Bari abbiamo proposto delle cose e sicuramente evitare il trasbordo col traghetto di linea, e ciò eviterebbe anche di identificare Porto Empedocle come unico porto di approdo, perché il problema è legato al trasbordo col traghetto di linea. Una volta che si individuasse una nave ad hoc, o meglio ancora, come sostenevo io, dei ponti aerei, magari utilizzando anche i mezzi militari, i Boeing o anche aerei capienti, se c'è la possibilità di atterraggio presso gli aeroporti di Lampedusa, certamente eviterebbe un grande rischio, perché poi Porto Empedocle è stata identificata un po' come zona limits, ma noi siamo a 0 casi di coronavirus, quindi subiamo un danno riflesso, ma in realtà lo subisce tutta la provincia, perché quando poi abbiamo qua presenti il sindaco di Siculiana, il sindaco di Realmonte, il sindaco di Menfi, quando poi questi migranti vengono allocati, preferibilmente sono stati allocati finora nel territorio della provincia di Agrigento, tutta la provincia diventa off limits, per cui nell'immaginario collettivo noi che viviamo sostanzialmente di turismo e del riflesso del pescato, tutta questa vicenda danneggia l'intero tessuto poi della provincia. Registrato un nuovo caso di coronavirus in provincia di Agrigento, una donna di origini romene residente a Cattolica Eraclea infatti è stata trovata positiva al virus. La stessa, rientrando dalla Romania, si era sottoposta autonomamente al test, che è stato adesso confermato dalle analisi. La persona interessata è già in quarantena sin dall'arrivo, dice il sindaco Santo Borsellino, che è stata posta in isolamento obbligatorio e sono stati predisposti dall'ASP gli ulteriori adempimenti previsti. Effettuate le prime verifiche del caso, la signora ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con i nostri concittadini. La signora sta bene e sarà monitorata per tutta la durata dell'isolamento. In Parlamento il Ministro della Salute Roberto Speranza preannuncia nuove linee guida dalle scuole alle attività produttive, con la scontata riconferma di obbligatorietà dell'uso di mascherine nei locali pubblici e al chiuso distanziamento interpersonale e igiene delle mani. Lello Casesa. Presentato dal Ministro della Salute Roberto Speranza lo studio sintetico sul dopo coronavirus, che prefigura 3 diversi scenari che fanno emergere come l'allerta clinica si prolungherà tutto l'inverno fino a marzo 2021 e riconosce che i rischi maggiori di un ritorno del contagio saranno sulla scuola. Non è nemmeno noto l'impatto che potranno avere le misure di riorganizzazione scolastica che si stanno mettendo in campo in questi giorni. A scuola, ripeto ogni giorno, Speranza si tornerà e si tornerà in sicurezza. Le linee guida per ottobre cercano di minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive ed intendono mitigare il loro impatto. In concreto, ripartiranno a breve le crociere e gli scuolabus, restano ferme le discoteche a porte chiuse e gli stadi, si sta discutendo con forza sulla capienza dei treni locali, 50-80% dei posti assegnati. Gli esperti dell'Istituto Superiore ammettono onestamente di non sapere in che condizioni arriveranno a fine estate e prefigurano 3 possibili scenari. Il primo, una situazione sostanzialmente invariata, focolai presenti, impatto modesto delle scuole ma tenute sotto controllo. Il secondo scenario evidenzia una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa, in questo caso dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici. Infine, il terzo scenario, situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario. Allo stato attuale appare evidente che la scuola è al centro delle attenzioni del governo, la grande incognita di fine estate con il suono della campanella fissato al 14 settembre. Epidemiologici e scienziati confessano di non avere una idea di cosa succederà. Non è nota la trasmissibilità del Covid-19 nelle scuole, non è noto quanto i bambini prevalentemente asintomatici trasmettano il virus rispetto agli adulti. Tutto questo rende molto incerto il ruolo della trasmissione nelle scuole, ha concluso il Ministro della Salute Roberto Speranza. La direzione investigativa antimafia di Palermo, coordinata dalla Procura, ha tratto in arresto in flagranza di reato per corruzione aggravata Emanuele Gaetano Caruso, 53enne, originario di Paternò, imprenditore con interessi nel settore dei rifiuti, Daniela
Pisasale, 45enne di Siracusa, titolare di diverse società operanti nel campo del trattamento dello smaltimento dei rifiuti, e Vincenzo Bonanno, 62enne di Palermo, direttore tecnico per la discarica di Bellolampo, definita dalla Commissione Antimafia regionale simbolo della crisi rifiuti in Sicilia, gestita dalla RAP, società palermitana del comune, che si occupa della lavorazione dei rifiuti solidi urbani provenienti dai comuni di Palermo e di Ustica. Gli investigatori della DIA, a conclusione di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno sorpreso Caruso nell'atto di consegnare a Bonanno una busta contenente 5.000 euro in contanti. Una successiva perquisizione ha consentito di rinvenire all'interno di un'autovettura ulteriori 13.250 euro. L'intera somma di denaro è stata sottoposta a sequestro. Gli arresti sono stati associati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un commissario per lato idrico di Agrigento, con il compito di aggiornare il nuovo piano d'ambito, rimettere ordine e restituire efficienza in un settore che eroga un servizio fondamentale per la collettività. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che insieme all'assessore all'acqua e ai rifiuti Alberto Piero Bonne ha ricevuto alcuni sindaci della provincia a Palazzo d'Orle. Anzi, il governatore ha illustrato i primi cittadini di Montevago, Margherita Roccaruvolo, di Grotte Alfonso Provvidenza, di Sciacca Francesca Valenti, di Bivona Milko Cinai, di Santa Elisabetta Domenico Ueli, le ragioni della scelta e le prospettive per il settore. Gli stessi sindaci hanno chiesto a Musumeci di procedere con la gestione commissariale dopo i loro vari tentativi e vani di trovare una soluzione condivisa. Nei mesi scorsi la regione siciliana aveva più volte sollecitato i comuni agrigentini ad adempiere agli atti previsti dalla legge e a procedere entro il 31 maggio alla costituzione della nuova società che potesse garantire con efficienza e trasparenza il servizio idrico, ma i rappresentanti degli enti locali non erano riusciti a trovare un'intesa. In assenza delle scelte locali condivise, il governo, ha spiegato il presidente Musumeci, non può restare a guardare. Per questo procederemo con la nomina di un commissario che da un lato garantisca il varo dell'aggiornamento del piano d'ambito entro fine anno, dall'altro individui una proposta che metta in ordine un settore che gestisce un servizio prioritario. Serve, ha proseguito Musumeci, un riordino complessivo perché le norme vigenti creano soltanto confusione. Occorre un'unica autorità di gestione della risorsa idrica che provveda alla conduzione del servizio e della riscossione. L'ARS fa gli straordinari d'agosto e approva la riforma urbanistica presentata dal governo regionale in Sicilia, il via libera ad una riforma attesa da 40 anni. Dettagli con Lello Cassesa. La regione siciliana dopo 40 anni ha la sua legge sull'urbanistica, un provvedimento che ridisegna e semplifica i criteri e le procedure nel territorio siciliano. Una legge attesa che dà finalmente protagonismo agli enti locali chiamati adesso ad una stagione di rigenerazione urbana nel rispetto assoluto dell'ambiente. Era questa legge di riforma uno degli obiettivi del mio governo e lo abbiamo realizzato con una responsabile partecipazione di tutto il Parlamento siciliano. Lo dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci commentando l'approvazione in assemblea del disegno di legge. Mi si lasci ringraziare l'assessore al territorio Totò Cordaro e la presidente della Commissione Ambiente Giussi Savarino per l'ottimo lavoro svolto. Il provvedimento, composto da 55 articoli, prevede il consumo del suolo tendente a zero e la rigenerazione urbana, cioè il recupero e il riutilizzo dell'edilizia esistente nell'ottica di una politica di qualità del paesaggio e dell'ambiente. La riforma prevede anche l'introduzione del PTR, il Piano Territoriale Regionale con valenza paesaggistica, uno strumento strategico che definisce le finalità generali, gli indirizzi e le scelte in materia di governo del territorio su scala regionale e che sovrintende alla pianificazione degli enti locali. Al posto del vecchio PRG arriva il PUG, il Piano Urbano Generale. Prevista l'introduzione del certificato verde, la rivalutazione del tessuto agricolo e l'introduzione dei principi di perequazione e compensazione. Soddisfatto Totò Cordaro, assessore al territorio, che dichiara: oggi è un giorno importante per la Sicilia e per i siciliani, una legge che arriva dopo ben 42 anni dall'ultima legge urbanistica.
E anche la deputata Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente, ha espresso la sua soddisfazione per una legge che punta sul recupero dell'esistente e sulla perequazione urbanistica, che introduce il piano verde e semplifica e velocizza le procedure amministrative. Da oggi anche in Sicilia ci sarà governo del territorio, dice ancora Giusy Savarino, nell'ottica di una politica di qualità del paesaggio e di recupero dei valori storici e culturali delle nostre città. Continuano le ricerche di madre e figlio scomparsi a Caronia dopo un incidente. C'è il servizio. È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Viviana Parisi, DJ 43enne di Venetico. Da lunedì non si hanno più sue notizie. La donna si è allontanata con il figlio di 4 anni dopo un incidente autonomo sull'autostrada A20 Messina-Palermo all'altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia. La 43enne, originaria del Piemonte, si sarebbe allontanata con il figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Da giorni proseguono le ricerche in tutto il territorio dell'Interland, con l'impiego anche di unità cinofile e sommozzatori. In azione anche carabinieri, polizia, vigili del fuoco, protezione civile e tanti volontari. Le ricerche non hanno però avuto alcun esito. Per il momento si sono registrate solo alcune segnalazioni di avvistamenti, ma sono risultate infondate. Dagli investigatori si apprende che al momento del sinistro stradale altri enti in transito sull'autostrada A20 si siano fermati per dare assistenza alla 43enne. Chi si fosse fermato potesse fornire informazioni utili in merito è pregato di contattare i numeri di emergenza 112 o 113. Tante le ipotesi, tra queste anche quella di un allontanamento volontario, anche perché la donna avrebbe lasciato a casa il cellulare e gli effetti personali. Le ricerche proseguono anche oggi nel tentativo di chiarire il mistero. Intanto cresce l'angoscia dei familiari, della donna e di tanti amici. Tutti sono preoccupati per la sorte della 43enne e del fioletto e auspicano che al più presto la vicenda possa finire con un lieto fine. Consueto vertice annuale in prefettura per varare il piano di sicurezza in occasione di Ferragosto. Questa volta però c'è un ostacolo non da poco in più, la pandemia da coronavirus. Si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. All'incontro hanno preso parte il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, i rappresentanti della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale, il vice sindaco di Agrigento e il comandante della provinciale. Nel corso dell'incontro, spiega lo stesso prefetto con una nota stampa, è stata concordata l'attivazione di mirati e intensificati servizi di vigilanza e controllo del territorio, con particolare riguardo alle località balneari del capoluogo. Per quanto riguarda la sicurezza della circolazione, saranno attivati mirati servizi di controllo da parte della Polizia Stradale con l'utilizzo degli apparecchi alcol test. Italia Viva per le amministrative di Agrigento lavora una lista competitiva, non c'è ancora però la quadra sul sindaco Arturo Cantella. I giovani di Italia Viva di Agrigento, per via del portavoce locale Giorgio Buongiorno, pochi giorni fa hanno lanciato una provocazione. Cari amici della sinistra, rassegnatevi, moriremo democristiani. 3 candidati, c'è scritto, tutti e 3 spudoratamente democristiani, forgiati da una scuola politica che, pur essendo scomparsa apparentemente dalla storia d'Italia, è l'unica che continua a forgiare una classe dirigente. Questo non è un fatto localistico, ma anche a livello nazionale. La maggior parte dei leader della politica lo sono. Lo è Mattarella, Franceschini, Prodi, Gentiloni. Quindi anche nella nostra città nessuna anomalia, 3 candidati, tutti e 3 democristiani, senza abiura alcuna, scrive Buongiorno. Buongiorno si chiede ancora, ma noi giovani del terzo millennio ci chiediamo spesso cosa è stata questa tanto vituperata democrazia cristiana, cosa ha rappresentato per la nostra città, ma quale la loro scelta in vista delle prossime elezioni a sindaco della città. Ecco, in realtà oggi noi non ci schieriamo a favore di nessuno. Abbiamo in passato fatto diversi annunci, abbiamo chiesto ai candidati sindaci, quali ci appaiono tutte degne persone in realtà, abbiamo fatto diverse proposte, chiedevamo una generazione di trentenni alla guida della città, abbiamo desiderato vivamente che la politica diventasse palestra per i giovani. Ci dispiacerebbe ritrovarci ancora una volta sempre con i soliti noti, capibastone. Ecco, dicevamo chi ha i voti va in consiglio comunale, chi invece è competente, chi è vera risorsa per la città va nelle giunte. Ecco, oggi non siamo schierati con nessuno, naturalmente restiamo in attesa.
Bisogna precisare che il nostro gruppo, noi siamo un gruppo di giovani e da poco ci siamo affacciati al mondo politico. Nasce in maniera molto semplice il nostro gruppo, per una semplice, naturale simpatia nei confronti di Matteo Renzi. Nulla abbiamo a che spartire con gli ufficiali organi di Italia Viva. Ecco, noi ad oggi non sappiamo se Italia Viva farà delle scelte, ma abbiamo deciso di lavorare, lanciare delle idee, fare delle proposte che possono servire al nostro paese, perché no, nello specifico alla nostra città. Ecco, vogliamo essere risorsa per tutti, ma per queste elezioni al momento restiamo assolutamente neutri. Naturalmente ognuno di noi poi nel singolo farà le proprie scelte. Se i candidati sindaci ci daranno le risposte che noi desideriamo, ecco, ci metteremo la faccia, perché lo abbiamo fatto fin dall'inizio e lo continueremo a fare. Vorremmo tanto che questa, facevo una simpatica battuta sui miei social Instagram e Facebook in queste settimane, facevo un confronto Saturno ed Enea, i saturniani ho definito la generazione che ci ha preceduti, questi adulti che mangiano i figli per paura perché questi li spodestino. Ecco, vorremmo invece che la nuova generazione sia fatta di eneniani, simpaticamente parlando, di uomini e donne che comprendono il valore delle vecchie generazioni e delle nuove. Ecco, questo Enea che prende in braccio il padre, tiene per mano il figlio, consapevole che solo tutti insieme possiamo fare quella grande e tanto attesa rivoluzione dei valori che da sempre desideriamo. La democrazia cristiana sembra essere e continuare a essere, come lo è stato per 40 anni, il punto di riferimento. Moriremo democristiani? È stata una provocazione, ecco, abbiamo provato a parlare la vostra lingua. Sarebbe bello se anche voi adulti provaste a parlare la nostra ogni tanto. Noi non abbiamo conosciuto la democrazia cristiana, né il Partito Comunista, nulla di tutto questo abbiamo conosciuto. L'abbiamo letto nei libri di storia e abbiamo fatto in una nostra nota stampa una domanda: ma che cos'è questa democrazia cristiana? Se quello che dicono i libri di storia è tutto vero, perché ancora uomini come Matteo Renzi, come Giuseppe Conte, continuano a definirsi democristiani? Ecco, facevamo un appello. Anche ad Agrigento, Zambuto democristiano, Di Mauro democristiano, Firetto democristiano. Tutti ancora continuano a definirsi democristiani, allora forse è un valore essere democristiani. Facevamo un appello alla sinistra in realtà, che per ogni elezione poi fa il richiamo, tenta di creare delle liste, una sinistra che manca di leader. Siamo convinti che l'alternativa e il dialogo sia il sale della democrazia, e allora forse siamo rammaricati per questa sinistra che manca. Moriremo democristiani? Se l'alternativa è la destra populista e sovranista, forse allora è meglio morire democristiani, ma sarebbe bello cambiare ogni tanto. In corsa per il titolo di capitale della cultura insieme ad altre 24 città in tutta Italia, 4 siciliane, Modica, Palma di Montechiaro, Scicli e Trapani. Vediamo. Sono 28 le città in corsa per il titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2022. Tra queste anche 4 siciliane: Modica, Palma di Montechiaro, Scicli e Trapani. I nomi delle candidate sono stati resi noti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Entro il 12 ottobre prossimo la commissione di valutazione definirà la lista delle 10 città finaliste e la procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre 2020. Il ministro Dario Franceschini ha commentato: in tutte le sue edizioni, la capitale della cultura ha innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori. Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale. Il titolo viene conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve 1 milione di euro per la realizzazione del progetto. Dalla sua istituzione, il titolo è stato assegnato a Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015, a Mantova nel 2016, a Pistoia nel 2017, a Palermo nel 2018, Parma è la capitale italiana della cultura per il 2020 e il 2021. Il DL Rilancio le ha prorogato il titolo e lo ha conferito in segno di solidarietà a Bergamo e Brescia per il 2023. Ad Agrigento l'ex via Ortolani diventa via Giancampione, c'è il servizio.
Un pomeriggio di festa, quella di ieri che si è svolta ad Agrigento, che ha visto tanti artisti agrigentini esibirsi in memoria di Gian Campione, ambasciatore della musica siciliana ed agrigentina nel mondo. L'occasione è stata quella di avere voluto intitolare una via del centro storico dove lui ha trascorso l'infanzia ed esattamente la via Ortolani, che da ieri sera ha preso il nome di via Gian Campione. L'iniziativa, voluta da tanti, è stata sposata dal sindaco della città Firetto e sostenuta anche dal professor Alfredo Prado dell'Accademia Belle Arti Michelangelo, che ha donato le targhe. Presenti anche la moglie di Gian Campione, Alida, visibilmente emozionata del momento. Ha condotto Margherita Trupiano e poi anche la lettura di una poesia scritta da Daniele Lardi, al termine l'esibizione artistica a lui dedicata. Un giusto tributo, una bandiera di questa città, un giurgintano doc che ha fatto conoscere, è stato scritto ambasciatore della canzone siciliana nel mondo, in realtà Gian Campione, diciamolo in maniera più precisa, è stato ambasciatore della parlata giurgintana e della canzone giurgintana nel mondo. Un atto dovuto, anche se tardivo, però è una cosa che va fatta. Cosa rappresenta Gian Campione per la nostra città? Intanto rappresenta la storia e dovrebbe rappresentare l'esempio anche per i giovani. I giovani sono completamente distanti da queste attività, anche dalle attività sportive, dalle attività creative, stanno davanti ai computer oppure davanti a un pub o un bar senza interloquire tra di loro, solo così. Questo è diseducante, comunque dipende sempre da quanto le famiglie sanno trasmettere ai figli. È inutile che ci trasmettiamo i giovani, sono i genitori, quello che si scrive si trova e i ragazzi sono come una lavagna, quindi quello che scriviamo ci troviamo. Gian Campione è stato per tanti anni nel vostro gruppo, Lello? Sì, almeno 18 anni, io ero bambino, ma un grande artista che questa città giustamente ha voluto riconoscere ed è un motivo per il quale io, rappresentante del Val d'Agragas, sono qui a ricordare il grande amico Totò, probabilmente più apprezzato all'estero tra gli emigrati che in Sicilia ed Agrigento, un grande artista, un grande compositore. Il momento è importantissimo, è una giusta gratificazione per un artista che ha veramente dato per la nostra città. È giusta questa iniziativa perché Gian Campione lo meritava veramente, un grande ambasciatore della musica siciliana nel mondo e soprattutto della parlata girgentana nel mondo. No, non potevo mancare perché per due motivi. Uno è legato a Totò per quello che ha rappresentato. Gian Campione è stato e sarà sempre ricordato dagli agrigentini come il vero ambasciatore di Agrigento, della Sicilia, della canzone siciliana. Secondo, perché Agrigento con questa iniziativa sta dimostrando che sta cambiando, non scorda più. E non scordare più significa far rivivere i momenti dei grandi, dei miti. Oggi è Gian Campione, domani chi lo sa, il nostro mitico Gigi Casesa, il professor Lauretta e tantissimi altri, tante persone che meritano di avere la giornata del ricordo per tutti loro. Io me lo auguro, ma questo è un bel segnale, mi è piaciuto molto. Una emozione grandissima, un sogno che finalmente è un progetto che andava avanti da 15 anni e finalmente si è realizzato grazie agli enti istituzionali, sindaco, comune Firetto, prefettura di Agrigento, grazie al contributo del preside Prado e grazie anche a tutta la direzione artistica di Mario Versa. Siamo tutti insieme, una festa, balli, canti, un'emozione bellissima, infatti già sono tutta sudata, ho fatto anche un ballo con i ragazzi, abbiamo cantato e grazie anche all'affetto degli agrigentini che proprio lo manifestano sempre in ogni occasione, anche nelle più gravi, ad esempio per il Covid nelle strade di Agrigento si intonavano le canzoni di Gian Campione. Grazie a tutti, agli agrigentini, agli amici del Belgio, al popolo siciliano, vi saluto, ciao, sono tanto contenta. Tirala quando china, si può piscare buono e avere sa fortuna. Tirala riti, tirala luto, travaglio veni, pagato e ripagato, dopo tanti sudura, pagato e ripagato, dopo tanti sudura.
A Realmonte è in programma il Festival delle Editorie. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Si apre la stagione estiva a Realmonte del post-Covid-19, uno sforzo dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Calogero Zicari e dalla sua amministrazione tutta, che ha voluto offrire ai tanti turisti, residenti e non un modo allegro e spensierato per trascorrere la vacanza dopo il pesante isolamento invernale. Un programma ricco di eventi, con la collaborazione di tante associazioni locali, organizzatori di eventi come la Tourist Service, le case editrici siciliane, che l'assessore alla cultura Paolo Salemi ha voluto coinvolgere quest'anno a Realmonte al Teatro Costa Bianca. Tanti gli eventi musicali, di intrattenimento, musica, cabaret, teatro. Tra gli eventi particolari anche una 2 giorni dedicata all'editoria siciliana e l'11 e il 12 agosto con l'evento denominato Libri e autori alla Scala dei Turchi, che vede tanti scrittori e scrittrici in collaborazione con le case editrici proporre anche uno spazio espositivo delle loro pubblicazioni. Siamo pronti, tutti i preparativi ormai sono stati ultimati, ben 9 case editrici siciliane potranno esporre i loro libri nelle 2 serate dell'11 e 12 agosto al Teatro Costa Bianca di Realmonte. Oltre chiaramente alle case editrici ci sarà la presenza di alcuni dei loro autori, quindi ogni casa editrice presenterà uno dei suoi libri. Abbiamo voluto dare un ordine tematico all'interno delle 2 serate, nel senso che ogni gruppo di autori sarà accomunato da un filo conduttore, da un tema. Partiremo con un titolo, ad esempio dell'11 agosto alle ore 20, Strada degli scrittori e dintorni, con la presenza del giornalista e scrittore Felice Cavallaro, nonché presidente dell'Associazione Strada degli Scrittori, che presenterà il suo libro Sciascia l'eretico, ma avremo anche Angelo Pitrone, Salvatore Picone, Antonio Liotta, che ha curato una pubblicazione proprio su Antonio Russello. Quindi questo primo momento, poi ci sarà un secondo momento legato proprio alla storia, ai miti, alle imposture, e un altro momento legato ad alcuni scrittori sempre di altre case editrici siciliane. La seconda serata sarà arricchita da altri temi, parleremo di fake news ad esempio, di comunicazione, con la presenza di Francesco Pira e Raimondo Moncada e quindi la presentazione del loro libro, ma parleremo anche di scrittrici siciliane che affronteranno temi interessanti che riguardano la Sicilia. Le serate saranno coordinate, qui va un mio ringraziamento personale per il lavoro che svolgeranno e che già stanno svolgendo, quindi a Salvatore Picone e ad Antonio Liotta, che coordineranno le 2 serate. Quindi vi ringrazio, un invito a tutti, a tutta la comunità di Realmonte, ma non solo, un invito chiaramente ad essere presenti a queste 2 serate di formazione culturale, di curiosità, cioè sarà un modo per conoscere luoghi, aspetti, temi da sfumature e punti di vista diversi. Quindi 11 e 12 agosto, Teatro Costa Bianca di Realmonte. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Aumenta la sicurezza a Giardina Gallotti, frazione di Agrigento. Un defibrillatore di ultima generazione è stato donato alla collettività. Arturo Cantella. Un defibrillatore è stato donato da una ditta agrigentina e allocato nella frazione di Giardina Gallotti al fine di aumentarne la sicurezza. La cerimonia di consegna è avvenuta ieri pomeriggio e ha visto la presenza della donatrice, la signora Susinno Sabrina, del cardiologo dottor Giovanni Vaccaro, che prossimamente avvierà un corso per spiegare ai volontari del posto come funziona l'apparecchio salvavita. Presente anche il candidato a sindaco dottor Francesco Miccichè. Perché qui abbiamo già l'oratorio, abbiamo il campo sportivo per l'oratorio e quindi avere questo strumento salverebbe tante vite, perché non sappiamo, ci auguriamo che non ci siano problemi, ma nel caso in cui ci fosse un problema così, noi saremo in grado di intervenire sul posto prima degli esperti, diciamo così. E quindi grazie per questa iniziativa, ci viene veramente incontro alla necessità, una delle necessità del quartiere.
sopra. Abbiamo donato questo defibrillatore perché comunque ci siamo accorti che la comunità di Giardina Gallotti ne era sprovvista e quindi abbiamo pensato bene che comunque un apparecchio del genere poteva essere utile nel caso in cui si avverte un malore improvviso e che non c'è un medico pronto a intervenire. Ovviamente deve essere usato questo apparecchio previa istruzione che ovviamente faranno molto presto. Intanto ho accolto positivamente l'invito della Farmamedical e la ringrazio per questo prezioso dono che verrà custodito qui in chiesa. Speriamo di non utilizzarlo mai, ma qualora dovesse essere utilizzato sappiamo che può salvare una vita umana. Per questo i primi di settembre, insieme all'associazione GISE di cui faccio parte, un'associazione di volontari, verremo muniti di manichino e faremo un corso BLS. Il corso BLS è un corso di primo soccorso in cui istruiremo la popolazione laica nel compiere quelle che sono le prime manovre di rianimazione, cioè nel riconoscere un soggetto colto da malore e capire se è il caso o meno di utilizzare il defibrillatore. Qualora vi sia il caso di utilizzare il defibrillatore, questi nuovi dispositivi poi fanno tutto da sé perché riconoscono il ritmo, riconoscono l'eventuale fibrillazione ventricolare che poi è la causa dell'arresto cardiaco e ci indicano se è il caso o meno di scaricare. Per questo i primi di settembre tramite l'associazione GISE saremo qui nuovamente a istruire la popolazione di Giardina Gallotti. Per 5 anni delle strutture ricettive di Taormina non hanno versato l'imposta di soggiorno al comune nonostante i solleciti. Sequestro da $500,000 per 17 alberghi. I dettagli nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno complessivamente sequestrato circa €500,000 ai responsabili di 17 strutture alberghiere site nel comune di Taormina che hanno omesso nel tempo di versare l'imposta di soggiorno riscossa dai turisti della città. L'operazione scaturisce da una complessa attività di indagine eseguita dai militari della compagnia di Taormina e coordinata dal gruppo delle Fiamme Gialle di Messina, che ha portato all'emissione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Messina. Le indagini esperite hanno consentito di accertare che i legali rappresentanti di importanti hotel presenti nella Perla dello Ionio, in qualità di incaricati di pubblico servizio in ordine alla riscossione delle somme dovute per l'imposta di soggiorno nel comune di Taormina, si sono appropriati nel tempo delle somme ricevute dai propri clienti, omettendo di versarle nelle casse comunali. L'attività investigativa, che si inquadra nell'ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e repressione delle violazioni in materia di entrate dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea, trae origine dall'analisi di dati ed elementi acquisiti dalle Fiamme Gialle taorminesi nell'ambito di un censimento delle strutture ricettive site nel comprensorio di Taormina, Giardini Naxos e Letojanni. Il sistema criminoso oggi disvelato ha consentito ai legali rappresentanti delle imprese di trattenere negli anni dal 2013 al 2018 un importo totale di €468.000, rendendosi in tal modo responsabili, in ragione delle loro qualità di incaricati di pubblico servizio, del reato di peculato. Le odierne attività testimoniano ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Messina nella lotta alla malagestio dei pubblici servizi, a salvaguardia del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto nel difficile momento venutosi a creare con il diffondersi del Covid-19, a beneficio del corretto ed efficace rilancio dell'economia locale, che in special modo nel caso di Taormina è quanto mai provata dalle avverse congiunture storiche. Tutelare i cittadini onesti e pretendere correttezza nello svolgimento dei servizi pubblici significa garantire alla comunità locale migliori condizioni di vita, anche contenendo possibili aumenti esponenziali dei costi di gestione della macchina pubblica. Dopo le presentazioni di Licata Canicattì Sciacca e al Mare Festival di Salina, approda alla rassegna Autori Indirgenti il libro Fake News contro le bufale di Francesco Pira e Raimondo Moncada. Margherita Trupiano. Questo è un libro originale, le fake news vengono trattate anche, si parla di un manuale in maniera semiseria, ma le fake news sono qualcosa di molto serio
perché comunque hanno la possibilità di destabilizzare un ordine sociale. Sì, è esattamente così. Noi proviamo con l'ironia ma anche con un po' di divulgazione, proviamo a cercare di far comprendere che le fake news sono cose serie, sono attentati che vengono fatti quotidiani anche con alla nostra incolumità, perché molto spesso una fake news può destabilizzare, e quindi io credo che noi abbiamo provato a dire: le fake news sono queste, si possono combattere in questo modo, vi facciamo vedere che, come ha fatto Raimondo Moncada, le possiamo inventare talmente grosse e voi potreste anche crederci. Ma c'è un problema, mentre prima queste notizie restavano nel chiuso di un tavolino di un bar, adesso hanno una casa di risonanza che fa proseliti, che sono i social. Ma ci sono dei social che sono anche incontrollabili. Noi abbiamo visto nelle ultime ore che il Presidente degli Stati Uniti è stato bloccato da Facebook per una fake news su Covid. Ci sono dei social come per esempio TikTok, dove io posso immettere dei video dove annuncio delle fake news, ma non c'è possibilità di fare debunking, cioè di smontare questa fake news. Ecco, su questo dovremmo essere molto preoccupati. Oggi si presenta un libro che è particolare, comunque parla dell'evoluzione della nostra società nell'informazione e dà un taglio semiserio a questa cosa, un fatto importante. Raimondo, spiegaci di più di questo. Semiserio, diciamo, il fenomeno è molto serio, molto grave, che è quello delle fake news, che incide proprio sulla solidità del nostro sistema costituzionale, democratico, sulle industrie, sulla nostra economia, eccetera. È nata, ecco, quest'idea, direi originale, unica anche nel panorama editoriale, quello di abbinare l'aspetto scientifico, divulgativo, rigoroso sul fenomeno, analizzato da un esperto in materia a livello nazionale, qual è Francesco Pira, insegnante docente all'Università di Messina, e una parte, ecco, di fake news false proprio palesemente false, presentate come false già dal titolo e nel corpo delle notizie. E lo scopo, l'obiettivo nostro è quello di aprire, ecco, gli occhi, aprire il cervello dei lettori, di chi ascolta, di chi vive sui social, e non prendere tutto per vero, anche le notizie palesemente false. Noi presentiamo le notizie false come false, e ecco, il nostro scopo è quello di dire: state attenti alla notizia e non vi fate complici di chi guadagna sulle notizie false e di chi distrugge le persone, la dignità delle persone, di associazioni, con le notizie false. Per esempio i terrapiattisti sono una parte rilevante di questo fenomeno. Ecco, c'è la possibilità attraverso questo libro anche di comprendere tutta questa serie di meccanismi perversi che portano questa gente a destabilizzare comunque la società. Sì, destabilizza la società, destabilizza l'industria, destabilizza quello che è la nostra quotidianità. Credere, dopo, diciamo, secoli di scoperte scientifiche, che la Terra sia piatta, che il Sole sia ghiacciato, che l'Everest sia un pozzo e non la montagna più alta del mondo, e c'è gente che ci crede. Cioè, la parte più grave, diciamo, di tutto questo fenomeno è proprio questo, che la gente ci crede. Tu spari una fake news, la pompi anche pagando, ecco, le sponsorizzate, si può, su Facebook, cominci a fare proselitismo, ad allargare le persone che credono in una idea, in un principio, in un concetto che sono sbagliati e che la scienza dice sono sbagliati. Però intanto, ecco, oggi siamo 2, domani siamo 10, domani siamo 100, domani siamo 100.000, domani siamo un partito e andiamo a governare una nazione, uno Stato, un'Europa con le falsità. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.